La Chiesa universale celebra oggi la presenza reale di Gesù Cristo, presente in mezzo a noi nel suo corpo e nel suo sangue. In ogni Eucaristia si compie questo grande mistero che vivifica ogni battezzato e ci riunisce nell'unica famiglia dei figli di Dio. Oggi la nostra comunità parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo è qui riunita inoltre per stringersi intorno a Don Andrea Santorio, novello presbitero, che presiede la sua prima messa. Egli è un dono per tutti noi, è un segno evidente dell'amore provvidente del Padre, che si prende ancora cura della sua Chiesa. Con questi sentimenti ci prepariamo nel silenzio e nella preghiera ad accogliere la processione d'ingresso con il canto Chiesa di Dio, popolo in festa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi. E con il tuo spirito.
È con grande emozione che saluto tutti voi riuniti per celebrare questa Eucaristia. Credo che sia la gioia, il sentimento che prevale oggi, accompagnato da un sentimento di ringraziamento profondo verso il Signore. Questa nostra comunità beneficata, possiamo ben dire, da 2 sacerdoti nell'arco breve di 5 anni. Ringraziare il Signore perché chiama e perché incontra anche persone che ascoltano e rispondono e superano anche le fatiche. Un saluto particolare in modo a Don Andrea, ai suoi familiari, al signor Sindaco che oggi anche in veste un po' impropria, non impropria nel senso di sindaco, propria di musicista e di amministratore di questa città. Ci aiuti questa liturgia veramente a rendere grazie al Signore per i doni in modo fra tutti per la nostra parrocchia hai voluto elargire e perché il Signore chiami ancora persone. Tra 5 anni non vi do l'appuntamento perché matematicamente è impossibile, ma potremmo essere fra 10 anni sì ritrovarci qui a celebrare l'Eucaristia per un nuovo sacerdote, che il Signore ascolti le nostre preghiere. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria a te, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria, gloria a te, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Tu ci riseti, Signore, al calice della gioia.
Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo, Egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Verrà ora proclamata l'antica sequenza del Corpus Domini. Il coro canterà il ritornello. Tutti insieme reciteremo le strofe che troviamo nel libretto.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno degli azimi, quando si mollava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Oggi è domenica, il giorno del Signore, giorno di festa per tutta la Chiesa che ringrazia il Padre per il dono del suo Figlio Gesù Cristo. Egli si è reso corpo dato e sangue sparso nel sacramento dell'Eucaristia, per la forza dello Spirito Santo. Nella luce e nella gioia di questa festa noi celebriamo con te, caro Don Andrea, la tua prima Santa Messa solenne. Sarai tu oggi ad alzare il calice della salvezza e ad invocare per ciascuno di noi e per tutta l'umanità il nome del Signore. Comincerai da oggi a vivere quelle parole che il Vescovo ieri ti ha rivolto, ponendo nelle tue mani il pane e il vino. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Oggi, Don Andrea, noi tutti rendiamo gloria a Dio e se penso a te, al tuo cammino di questi anni che ho avuto la grazia e la gioia di accompagnare, davvero nel mio cuore nasce spontaneo e vivo
il desiderio di rendere gloria a Dio e di farlo con te, che in tanti momenti mi hai detto: è Lui, è per grazia sua se sono qui, è Lui che fa questo, è Lui che ha voluto quest'altro, è Lui, è il Signore. Tante volte si concludevano così i nostri colloqui. E rendere gloria a Dio significa vedere nella tua persona l'opera del suo amore, nella tua storia i tratti chiari e decisi della mano provvidente di Dio, nel tuo eccomi un riflesso del sì di Gesù Cristo sulla croce. Le pagine della scrittura che abbiamo appena ascoltato donano una luce profonda dentro la quale contemplare il dono che Cristo fa di se stesso nel sacrificio della croce e nel sacramento dell'Eucaristia. E anche tu ne vieni illuminato perché sei stato chiamato ad esistere per Cristo, rendere gloria al Padre e portare a noi, tuoi fratelli, i doni di grazia che scaturiscono dalla sua Pasqua. La prima lettura fa memoria del momento in cui il popolo di Israele promette a Dio di obbedire ai suoi comandamenti e si unisce a Lui attraverso il sacrificio di comunione offerto da Mosè. E il popolo dice: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Dissero, ma non vissero. Parlarono, ma non fecero. Presto fu smascherata la loro menzogna quando adorarono il vitello d'oro e così spezzarono l'alleanza con quel Dio che li aveva liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Affamati di Dio nel deserto, si nutriranno del loro orgoglio, assetati di amore affogheranno nella loro superbia. Desiderosi di verità, stringeranno tra le mani soltanto il fumo della loro falsità. E così l'uomo muore. L'uomo muore, ma l'uomo ha voglia di vivere. E per vivere come in realtà vorrebbe, l'uomo ha bisogno di imparare sempre e di nuovo ad essere obbediente a Dio e a rendergli gloria con la sua stessa vita. La relazione con Lui chiede di fondarsi su una obbedienza che sia irrevocabile ed inviolabile, affinché la sua vita si fondi sulla gioia vera, capace di rendere contenti per tutta la vita. Il cuore dell'uomo ha bisogno di una gioia che non è di questo mondo, a cui egli possa davvero e soltanto obbedire. Per vivere il cuore dell'uomo ha bisogno di servire Dio. È questo che egli vuole in profondità, anche quando nega di volerlo. E tutti noi sentiamo il fascino di essere disobbedienti a Dio e di fare come vogliamo noi, ma in realtà il nostro cuore ha sete di servire la gloria di Dio. Per questo Gesù morì sulla croce, per essere obbediente a Dio fino alla fine, per amare i suoi che erano nel mondo fino alla fine, per dare senso pieno alla vita di ogni uomo, offrendo se stesso fino alla fine. Soltanto in questo modo l'uomo vive davvero, il modo che è quello di vivere proprio del Signore Gesù, servire Dio. Per l'uomo non ci sono altre strade di senso, di verità e di gioia. Soltanto quando serve Dio l'uomo diventa libero, si nutre della verità e dell'amore di Dio, stringe finalmente tra le mani la sua vita perché la riceve sempre di nuovo in dono da Dio. E tu, Don Andrea, che cosa potrai fare di fronte
a questo uomo che non vuole obbedire a Dio, che troppo spesso non ha il coraggio di guardare al cielo e di credere che una speranza eterna brilla per lui, cosa potrai fare per donare al cuore di ogni persona che ti sarà affidata la gioia di servire il Signore e il suo regno? Che cosa potrai fare? Potrai donare a questo uomo soltanto quello che tu stesso hai ricevuto. La parola di Dio, di cui sei stato reso testimone, quella parola che in questi anni ti ha amato, ti ha chiamato, ti ha conquistato al bene e alla signoria del Padre su tutte le cose. Quella parola che è una persona viva, Gesù Cristo, che è realmente presente e viva nella tua persona, e tu sei invitato ad annunciare con la predicazione, ma prima di tutto con il dono di te stesso, obbediente al comando di Cristo. Agli uomini e alle donne a cui sarai inviato potrai donare il sacrificio di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia, diventando tu stesso quel sacrificio, come il Vescovo ti ha detto ieri pomeriggio. Imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Caro Don Andrea, io non ho dubbi, ma penso che nessuno di noi ha dubbi, che tu sarai un sacerdote contento. Il tuo cuore non mancherà di essere unto dalla gioia dello Spirito Santo. E sai perché? Perché la cosa che più ti sta a cuore è piacere a Dio, è rendergli gloria, è appartenergli. Tu hai visto il Signore. E chi ha visto il Signore non soltanto da fuori, chi si è lasciato toccare il cuore da Lui, costui è una persona rallegrata da Dio, vive della gioia di Dio, ha il cuore sempre pieno di vita eterna, di vita divina. Sarai un sacerdote contento anche perché la gente ti vorrà bene, saprà apprezzare i tuoi molti talenti, godrà di camminare accanto a te e dietro di te verso il Signore Gesù, come già hai potuto sperimentare in questi anni laddove sei stato inviato per il tuo servizio pastorale. E tu sta tanto in mezzo alla gente, vai nelle famiglie, incontra la gente per strada, fermati, condividi, ascolta, di sempre una parola buona a tutti, a chi è giovane o vecchio, a chi ricco e povero, a tutti, di sempre una parola buona. Ma tu sai che al Signore piace coinvolgerci nelle avventure più grandi, quelle su sua misura. La tua gioia più grande, e io nel mio piccolo di questo posso renderti testimonianza, sarà quella di essere coinvolto, avvolto e reso partecipe del sacrificio di Cristo. Non passerà molto tempo e il Signore comincerà a dirti: Don Andrea, vieni un po' con me sulla croce. All'inizio ti sembrerà di aver capito male, poi ti convincerai che l'invito è proprio questo: vieni un po' con me sulla croce. E tu potrai dirgli: Signore, ho tante cose da fare, il GREST, il catechismo, i gruppi, gli ammalati, i campi scuola. Scusami, possiamo sentirci più tardi, quando avrò un attimo di tempo. E lui, con dolce insistenza, come sa fare soltanto lui, ti ripeterà: lascia stare tutto, vieni un po' con me sulla croce. Sentirai un po' di gioiosa tristezza, dono dello Spirito Santo, e poco dopo sperimenterai la vera gioia, quella di sentire un po' i suoi chiodi anche sulle tue mani, le sue spine toccare e pungere anche il tuo capo, il suo sangue bagnare
anche la tua pelle. Ma soprattutto sentirai il suo cuore battere per te e per tutta l'umanità come non avevi mai sentito prima. Sentirai il suo amore avvolgerti e coprirti come mai avevi potuto sperimentare. La forza dello Spirito Santo invaderti e darti un coraggio che soltanto alla croce si può attingere. Ti sentirai abbracciato dall'inutilità, dalla fragilità, dalla debolezza e insieme pieno di una gioia e di una forza che tu stesso non riuscirai mai a capire. Forse mi vorrei chiedere, Don Gigi, ma quando vivrò questo? In tante occasioni, a dire il vero. Quando alla tua gente parlerai di Dio e del suo amore e ti sentirai guardato con un po' di indifferenza, magari anche un po' deriso e trattato come un povero prete, pur giovane e brillante, ma di fatto un illuso che avrebbe potuto diventare un illustre architetto, ma che, ahimè, ha sbagliato strada e si è ridotto a fare il prete. Sperimenterai su te stesso il dramma della disobbedienza dell'uomo a Dio e ti sentirai impotente, non capito, a volte anche inutile. In quel momento lo stare sulla croce con il Cristo, tuo Signore, ti darà la gioia di rispondere a quella gente con il nome di Cristo. Dirai loro il nome di Cristo. Metterai nei loro cuori il nome di Cristo e così li pescherai alla disobbedienza perché vivano nella luce e nella gioia della comunione con Dio e possano servirlo. E alle molte ragioni che ti diranno per giustificare la loro durezza di cuore e la loro incapacità di lasciarsi amare da Dio, magari tra le lacrime e a volte una fitta nebbia di smarrimento, tu risponderai così: io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E lo farai perché sono i tuoi fratelli e tu non sei diverso da ciascuno di loro. Ti capiterà, caro Don Andrea, di vivere un sacrificio ancora più grande. In certi momenti della tua vita sacerdotale ti sembrerà che il male sia troppo grande rispetto al bene. Ti sembrerà inutile combattere contro il male perché lo vedrai nella sua instancabile attività, strisciante alle porte di ogni cuore umano, compreso il tuo, forte e ascoltato nelle paure e nei dubbi che insinua, apparentemente vittorioso nelle divisioni che crea tra le persone, soprattutto nella comunità cristiana. Ti sembrerà che gli uomini lo ascoltino, gli obbediscano volentieri, addirittura lo adorino, il più delle volte senza rendersene conto. In quei momenti, stando sulla croce con il Signore Gesù, sentirai rifluire in te la forza di benedire. Benedici tutti, caro Don Andrea, nessuno escluso. Benedici tutti, benedici sempre. Porta a ciascuno la benedizione che scaturisce dal mistero pasquale di Cristo. E stando sull'altare della croce, alza di nuovo il calice della salvezza e invoca il nome del Signore. Alza quel calice, perché la vita degli uomini e delle donne che ti sono affidati siano tirati dentro l'obbedienza di Cristo e il male che li tiene prigionieri sia sciolto, smaltito, vinto per sempre. E quando ti accorgerai che i ragazzi che hai coltivato e i giovani che hai accompagnato
prenderanno strade diverse rispetto a quelle che hanno percorso con te e forse strade non buone per loro, magari anche andando incontro a sofferenze e tristezze che tu vorresti fossero loro risparmiate. Non lasciarti andare alla tentazione di volerli tenere vicino a te a tutti i costi. Piuttosto, ancora stando sulla croce con il Signore, con il Cristo il tuo Signore, metti nel loro cuore il desiderio della vita eterna e poi pronuncia per loro le parole della consacrazione. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per tutti. E poi inginocchiati e stai lì, sulla croce. Se mi permetti, caro Don Andrea, un'ultima raccomandazione desidero affidare al tuo cuore come ad altri preti novelli per la loro prima Santa Messa. Credi sempre in quell'amore che ti ha fatto sacerdote. È quello stesso amore che renderà beata la tua vita, felice la tua vita, veramente felice, nonostante tutto. È quello stesso amore che salverà le anime. Sulla croce con il tuo Signore non potrai fare molto, sarai fermo, inchiodato, e questo ti farà male, perché ti sembrerà di essere impotente. In realtà potrai fare l'unica cosa necessaria, quella che ti darà la gioia più grande. Potrai amare tutta la gente, tutto il mondo. Potrai amare tutti con il tuo Signore. Potrai soltanto amare, inchiodato all'amore vero, per poter amare, soltanto amare. Non muoverti da lì, resta fermo e credi. Credi sempre in quell'amore che ti ha fatto suo sacerdote. Vivi questa fede inchiodato all'albero della vita con il tuo Signore, incoronato della gioia di poter soltanto amare. E ti sentirai un re, estremamente potente e forte nell'amore, perché capace di credere sempre in quell'amore che ti ha fatto suo sacerdote. Grazie Don Andrea per il tuo sì. Il Signore Dio ti benedica, ti protegga e ti custodisca in un cuore puro, umile e contento. E tu, se puoi, benedici noi tutti e continua a donarci la tua bellezza e la ricchezza che porti in cuore, quella che nasce dal tuo esserti lasciato toccare e riempire dall'amore del Signore Gesù, quell'amore che ti ha scelto, ti ha perdonato, ti ha legato a sé e ti ha fatto suo sacerdote. Rinnoviamo la nostra fede nell'amore invincibile del Signore che salva e diciamo insieme:
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei fratelli. Credo alla Chiesa Santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Innalziamo ora, tutti insieme, la nostra preghiera a Dio Padre, perché il sacramento del corpo e del sangue del Signore, che stiamo celebrando qui riuniti, porti a noi e a tutto il mondo benedizione e salvezza. Preghiamo insieme e diciamo: Salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Gesù, Signore, fa che la tua Chiesa, da te nutrita col tuo corpo e il tuo sangue, diventi un corpo solo, in unione con il Papa, i ministri ordinati, i consacrati e tutti i battezzati. Preghiamo. Salvaci, Signore. Gesù, Signore, fa che tutti i popoli riconoscano nell'Eucaristia il tuo corpo e il tuo sangue e imparino a conoscerti e amarti anche nei corpi dell'umanità sofferente. Preghiamo. Salvaci, Signore. Gesù, Signore, fa che coloro che sono prigionieri della violenza, dell'orgoglio e della cupidigia possano attingere da te quella pienezza di vita e di carità che loro manca. Preghiamo. Salvaci, Signore. Gesù, Signore, fa che coloro fa che Don Andrea, che oggi spezza per la prima volta il pane, e con lui tutti i sacerdoti, siano come te, sempre pronti a offrire se stessi per i fratelli. Preghiamo. Salvaci, Signore. Gesù, Signore, fa che da questa comunità, grata per il dono del sacerdozio di Don Andrea, sorgano ancora nuove vocazioni per la tua Chiesa. Preghiamo. Salvaci, Signore. Signore Gesù, che nutrendoci con il tuo corpo e il tuo sangue, fai zampillare in noi lo Spirito Santo, fa che spezzando il pane come ci hai comandato, diventiamo un germoglio dell'umanità rinnovata, insieme a tutta la Chiesa, a lode di Dio Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Si forma ora la processione con il calice e la patena. Essi, che saranno usati oggi per la prima volta per l'offerta, la consacrazione e la comunione del pane e del vino, diventano vasi sacri in forza della loro destinazione esclusiva e permanente alla celebrazione dell'Eucaristia. Si terrà quindi ora il breve rito di benedizione e di destinazione, dopo il quale ci uniremo nell'offertorio con il canto Antica Eterna Danza.
Preghiamo. Sul tuo altare, Dio nostro Padre, poniamo con gioia il calice e la patena per il sacrificio della nuova alleanza. Il corpo e il sangue del tuo Figlio, che in essi offriamo e riceviamo, li santifichi per il servizio liturgico. Fa, o Signore, che nella celebrazione eucaristica, comunicando qui in terra i tuoi misteri, otteniamo il dono del tuo Spirito, in attesa di partecipare al convito dei santi nel regno dei cieli. A te onore e gloria in eterno. Possiamo sedere. Per fare un solo vino, e l'alba del
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da questo sacrificio, ad lode e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì come vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi Pietro e Paolo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. La Santa Comunione sarà distribuita davanti all'altare e ai due lati. Ci accostiamo con fede al sacerdote più vicino, mentre preghiamo con i canti proposti nel libretto.
Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La celebrazione odierna ci invita a porre al centro il sacramento dell'Eucaristia, fonte da cui nasce e rinasce la nostra gioia. Vivremo ora un tempo di adorazione in cui poter fissare lo sguardo nel cuore su questo grande mistero. Mentre ci uniamo nel canto Servire e Regnare, ci mettiamo in ginocchio. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. È giunto il momento di dire alcuni grazie. Doverosi, ma non per questo meno sentiti, e prometto che cercherò di essere breve per rispettare le tradizioni di concisione della nostra parrocchia che già oggi non sono state rispettate più di tanto. Allora un grazie speciale va a coloro grazie ai quali sono arrivato fin qui e che in vari modi in questi 8 anni mi hanno sostenuto, accompagnato e messo alla prova. I miei familiari e la grande famiglia del seminario. Grazie poi a voi, miei cari confratelli, che da ieri posso chiamare così, che avete celebrato con me questa mia prima Eucaristia, seconda, ma prima presieduta. Grazie per la vostra vicinanza, che mi fa sentire parte a tutti gli effetti del presbiterio diocesano. E ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno contribuito a preparare questa celebrazione, con il loro lavoro, che è stato tanto e più o meno nascosto, chi ha pulito, preparato la chiesa, chi si è occupato dei libretti che avete tra le mani, chi ha preparato i chierichetti, i lettori, i cantori e tutti quelli che hanno letto, cantato, suonato e prestato in vario modo il loro servizio liturgico. Naturalmente ai nostri bravi amici della Tenda TV, perché non molti sacerdoti possono vantarsi di avere la loro prima messa trasmessa in diretta televisiva.
Ringrazio di cuore anche tutti quelli che da tempo stanno lavorando alla preparazione del momento di festa che seguirà poi alla tenda, al quale siamo tutti quanti invitati. E sono settimane che si preoccupano che non ci sia da mangiare per tutti e hanno preparato un bel po' di roba, quindi facciamo loro onore. E poi allargando ancora un po', il mio grazie, nella figura di Don Silvano, va a tutta quanta la comunità di Santi Pietro e Paolo, che è stata, è e sarà la mia parrocchia. E grazie anche in particolare per questa casula che indosso, di cui come comunità mi avete fatto dono. Grazie infine a tutti quanti voi che siete venuti qui oggi, da vicino e da lontano. Un saluto va anche a quelli che sono rimasti a casa a guardarci dalla tenda TV. Spero di non aver dimenticato nessuno. La benedizione l'avete già ricevuta, l'ha data il Signore stesso, quindi vale anche più della mia, decisamente, e quindi di per sé non ci resterebbe che concludere la celebrazione. Mi permetto solo 2 brevi avvisi, ricordando la messa questa sera del Corpus Domini, la messa cittadina presieduta dal Vescovo, seguita dalla processione col Santissimo a Serravalle e poi con la processione fino a Sant'Andrea. Ricordo anche l'iniziativa per domenica prossima, quell'uscita che proviamo così come comunità, a ritrovarci per un momento di festa ai laghetti blu su a Fadalto. Non si va lontano, ma è l'occasione per stare un momentino insieme e anche rafforzarci nella nostra comunità. È un modo molto pratico, molto terra di fare anche Eucaristia, cioè comunione. Non aggiungo altre parole se non mi permetto di invitare pubblicamente Don Andrea e Don Domenico, magari per la prossima festa dei nostri santi patroni Pietro e Paolo. Potrebbe essere Don Andrea che presiede sicuramente la Santa Messa. Preso in castagna? Vabbè, avrai tempo per riflettere e dare risposta che sarà sicuramente positiva. Rinnovo l'appuntamento in oratorio per un momento conviviale e adesso mi permetto di lasciare anche la parola al signor Sindaco che, svestito le vesti di musicista, indossa figurativamente la fascia che non ha. Buongiorno, conosco Don Andrea da diversi anni, per cui a parte la gioia personale di poter partecipare attivamente alla prima messa che ha presieduto, oltretutto nella mia la parrocchia che mi ha visto nascere, che ho frequentato per anni, credo sia un dovere, come ho fatto ieri col collega di San Pietro di Feletto, accompagnare chi ha scelto di servire la propria comunità, soprattutto da parte di chi, come il sottoscritto, ha scelto di farlo per un periodo. Avere dei giovani che scelgono con la testa e con il cuore di farsi servitori del prossimo, credo sia un bellissimo segno di speranza, non solo per la comunità cristiana, ma per tutta la nostra comunità vittoriese. Grazie. E un'ultimissima cosa. 1, 2. Sono stato chiaro? Semplicemente per dire che in questi anni di servizio pastorale in varie parrocchie ho visto tante volte, troppe volte, ragazzi giovani chiamati molto probabilmente dal Signore
a qualcosa di grande per la loro vita, che non sono stati sostenuti e aiutati a comprendere, riconoscere e seguire questa chiamata. E sono sicuro che ce ne sono anche qui, ancora qui. Quindi preghiamo, cerchiamo e sosteniamo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.